Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi unboxing di un'arroganza fuori dal comune. Sono arrivati due pezzoni, prenotati ancora tempo fa, per il 30° anniversario della Sony PlayStation. Ovviamente non ho preso la console per motivi, primo, troppi soldi e devo investire su altre cose, perché sennò veramente vado sotto un ponte. E secondo, non valeva la pena secondo me né la Slim, che non mi piace, e neanche e la Pro tanto meno, che è qualcosa di inguardabile, secondo me. Nel senso, il gioco non vale la candela, se costa tanto non dà nulla in più, secondo me, di così eclatante, almeno per adesso. Però, vabbè, sapete il mio feticcio per le console portatili, in barra, vabbè, non è la PlayStation. Adesso comunque la Portal puoi giocare anche in cloud, quindi stanno variando un po' di cose. Però ho visto la Portal e il controller, quello, il DualSense Edge che non ho, ho detto, almeno queste due cose devo portarmele a casa. E adesso le unboxiamo con classe. Adesso ho il terrore di rompere la scatola, ragazzi. Guardate, cioè, in sé la scatola è la cosa più bella, più ancora di quello che c'è dentro, sinceramente. Chiaramente noi apriamo tutto perché io non devo assolutamente. Aspetta, qua chiudiamo il computer che, ragazzi, non riesco ancora a giocare a Flight Simulator. Lasciamo perdere che mi sto incazzando in una maniera fuori dal normale. Proprio una delusione, nel senso, non so se serve, quale sia il problema, solo che ancora non sono riuscito a fare neanche un minuto di volo. Qualcosa di vergognoso, a dir poco. Ok ragazzi, scusate, eccoci qua. Ho aperto perché guardate che figo. Con tutti quanti i logo della PlayStation 30° anniversario, eccola qua. Aspetta un attimo. Cofanetto bellissimo, in tutto il suo splendore. Eccolo qua. Allora, il cofanetto lo mettiamo qua. Molto bene. Guarda che roba. Tanta robina, raga, tanta robina. Cioè, ci sta, beh, con quello che abbiamo speso, non ci mancava anche solo. Eccoci. Eccolo qua, raga. Eccolo qua. Aspetta un attimo. Datemi un secondo, raga. Lo appoggiamo qua e vediamo cosa c'è. Qua ci sono molti pezzi di ricambio, dei tasti, tutto qua, perché comunque lo uso, cioè, raga, cioè, non è che lo tengo in bacheca. Qua cos'è? Non so, forse per ricaricare, non lo so. Boh. Non lo so, ragazzi, devo solo guardare un attimo perché non ce l'ho questo joystick, quindi non saprei proprio. Eccoci qua. Questa confezione è qualcosa di incredibile. Qua abbiamo il cavo. Eccolo qua. Guarda che bello, con un colore stupendo anche, secondo me. Molto bene. Ok, e qua abbiamo. Con questo ecco, però giocherò solo determinati giochi, sicuramente non a FIFA che rischio di spaccare tutto. Però è veramente una chicca meravigliosa. Mamma mia, tanta roba, raga, eh? Bellissimo. I colori, tutto. Non so neanche. Vabbè, cercherò di capire cosa serve sta roba. Scusate, sono un po' ignorante perché non ripeto, io ho solo joystick e il DualSense normale. Però è stupendo, poi vabbè, il logo PlayStation così è qualcosa di afrodisiaco. Bene. E adesso andiamo all'altro pezzo, la Portal, che in realtà non cambia molto dalla versione che ho, quella base, però è chiaro che esteticamente eh, eh, cioè, ha quel senso di retro che ti gasa, cioè, almeno a me è così. Poi, cioè, ripeto, io l'ho preso perché, ripeto, mi piaceva tanto a livello estetico. E no, questo lo mettiamo qua. Comunque mi serve fuori perché dopo, ripeto, gioco. Lo teniamo qua. Guarda che bello, sulla sua confezione. Tac. E tac. E si gode. Boh, aspetta un attimo. Qua il cume è capace di fare cagate atrocissime.
lo mettiamo un attimo qua e perfetto. Ecco antico. Ok, bellissimo. Aspetta, vediamo un attimo, scusate ragazzi, se non è un unboxing che sono sempre orari impossibili e sapete la mia capacità di fare unboxing, cioè quella di un triceratopo in calore. Ok, qua sempre questo, bellissimo, sempre con tutti i loghi dei tasti della PlayStation. Allora. Sto cercando di tirare fuori il cavo senza distruggere tutto. Eccolo qua, cavo, perfetto, eccolo qua. Adesso tiriamo fuori la Play che proviamo anche e la facciamo la comparazione con quella normale. Tanta roba, guarda che bella. No, c'è. Dire stupenda è dir poco, eh? Mamma mia. Ciao, si gode signori, si gode, si gode, si gode. Qua facciamo questo. Eccoci qua. Buono. E la proviamo anche, raga, per capire se funziona tutto, perché useremo sia quella classica, diciamo quella bianca, ma anche questa. Ovviamente, un attimo solo. Eccoci qua, raga, ho fatto un po' di configurazioni, eccole a confronto. Cioè, è chiaro che magari per chi, sì, uno può dire è pazzo, questo per un colore diverso ne compra due, però questa è proprio una cosa da collezionista che volevo, cioè, sono sincero. Eccole qua. Cioè, ciao. Te le ripeto, le userò entrambe in base a come voglio giocare. Eccola qua. Questa è la Portal, edizione 30° anniversario. Eccola qua. In tutto il suo splendore afrodisiaco. Eccoci qua. Adesso fare l'unboxing per il Cume è un po' impensabile, eccole qua. Da questa parte c'è la modalità streaming che adesso voglio mostrare però. Buon raga, abbiamo chiuso la PlayStation 5, adesso andiamo così, impostazioni, la best streaming nel cloud beta. Aspetta. No, come devo fare? Non mi ricordo più. Oh, ma sono una pippa, so. No, da dov'era? Oh, eccolo qua. Connetti a PlayStation 5 e esegui lo streaming. Dovete avere un abbonamento premium. E qua puoi giocare comunque a parecchi giochi con la PlayStation 5 chiusa. Quindi dai, un inizio di portatile, non è, sicuramente non è una PSP che rimane nell'immaginario collettivo il godimento più incredibile, però meglio di un cacchio. Insomma, ne abbiamo qua di robe, per esempio. Qualche te lo scaricare, non vado a scaricare adesso. Facciamo vedere un attimo. Tipo MotoGP. Preparazione del gioco. PlayStation 5 è chiusa, raga. Sì, sì, bravo, bravo. Dopo colleghiamo anche ci proviamo anche il controller, ovviamente. Dai, vecchio, su. Comunque questa colorazione qua è stupenda. Diciamo che rispetto alla PlayStation 1 è un grigio un po' più scuro, secondo me, eh. Vai, vai, vai.
Fammi fare una gara veloce. Cioè, per essere senza senza la PlayStation 5 accesa, cioè, è un passo non in avanti di più. Cioè, ricordiamoci che fino a 2 minuti fa non c'era questa possibilità. Bello, scusate, raga, che dove... Sto giocando proprio così. Beh, anche la fluidità è buona comunque, eh. Mi godi, scusate, Fiori, ma sono in una posizione che dire complicata e dire poco. Vabbè, ecco, avete visto comunque. Con la PlayStation spenta si può giocare con la PlayStation Portal, ovviamente se sei in giro o comunque da casa deve essere connessa per forza online, perché sennò è impossibile, cioè senza una connessione internet non puoi fare one cazzo. Adesso andiamo a vedere un attimo il DualSense. Eccoci qua, raga. Andiamo su Spider-Man un attimo per vedere il tutto. C'è da dire che proprio si sente la differenza dal joypad normale, eh. Dopo magari se vale o no i soldi, non lo so, forse no, però con questo però mi gioco appunto giochi come Spider-Man, Silent Hill, giochi così, insomma, sicuramente no FIFA, ecco, FIFA è l'unica roba che sicuramente non voglio fare. Non c'è il volume, raga, perché sono collegato con le cuffie. Comunque funziona tutto, va tutto e si gode. Era così, tanto no. Buono. Sì, qua vabbè. Chiaramente il tempo è poco per giocare, ragazzi. Cioè, ho tipo 800 giochi da fare. Mai tempo di fare nulla. Sentilo. Tanta robina, raga. Tanta robina. Raga, io vi saluto con queste immagini bellissime di Spider-Man. Oh, volare. Oh. E veramente sono strafelice di questi due acquisti. La porta ce l'avevo già, quindi comunque è un doppione, però me ne posso tenere da conto tutte e due, ecco, senza bruciarla, cioè nel senso, magari mi gioco un po', sicuramente giocherò di più su quella principale, su quella bianca, quella da collezione, però insomma me la godo, cercando di tenerla il più possibile perfetta, ma sapete sono un collezionista tipico, io comunque le cose le gioco, se le usuro, pazienza, chi se ne frega, ma me le voglio godere, ecco, perché sennò ha poco senso fare qualsiasi cosa. Raga, ci salutiamo, un saluto del Comendone, si gode con gli unboxing un po' curiosi del Cume. Ciao!